Il nuovo ospedale di Padova si farà. Il presidente del Veneto Alberto Stefani, ospite a Ring, la trasmissione di Antena 3 condotta da Ferdinando Avarino, torna sulla questione e allontana ancora una volta le preoccupazioni di molti dopo che il governatore aveva espresso i suoi dubbi sulle modalità di finanziamento dell'opera. Credo però che si possa risolvere facendo un piano finanziario adeguato, tenendo in considerazione la necessità che ha il nostro ospedale di poter avere anche finanziamenti di carattere ministeriale. Io ho semplicemente chiesto di poter esplorare dei finanziamenti ministeriali, perché è giusto che la Regione possa ambire ad avere finanziamenti di carattere nazionale, e soprattutto per un'opera strategica come questa, che è un'opera che ovviamente ha a che fare con tutto il territorio. Si fa a Padova Est, ma è un'opera che riguarda tutta la regione del Veneto. L'interlocuzione con i comuni di Padova e l'università è aperta e molto proficua, prosegue Stefani, che sta valutando altre formule di finanziamento e spiega perché è contrario al finanziamento dell'opera da parte di INAIL. Un accordo con INAIL che di fatto è una locazione per 20 anni, più di 20 anni, pagando 25 milioni all'anno, probabilmente più la maxirata finale legata al costo dell'opera, probabilmente è meno conveniente rispetto ad avere dei finanziamenti di carattere ministeriale e magari ad avere una possibilità di acquistare quell'opera, perché ricordiamo che alla fine non sarebbe nostro, ma invece non è lo sarebbe, nostro, ma è di INAIL, quindi tu paghi un canone di locazione a INAIL che si tiene l'ospedale. Io credo che piuttosto la Regione debba provare ad esplorare un meccanismo per cui, insieme a dei finanziamenti di carattere ministeriale, insieme a delle risorse chiaramente di carattere regionale, quell'ospedale magari ti resti, magari quell'ospedale tu lo possa anche implementare in futuro. La linea di Stefani è chiara: il nuovo ospedale di Padova deve rimanere ai cittadini e alla Regione. Noi dobbiamo essere proprietari di quell'opera, dobbiamo poterla governare, altrimenti rischiamo di pagare un canone di locazione ad un ente che di sicuro non è un ente che ha a che fare con la Regione del Veneto, e tra l'altro non diamo risposta ai cittadini. Noi dobbiamo poter anche risparmiare, e quindi se risparmiamo, ovviamente facendo la stessa opera e mantenendo il tuo stesso cronoprogramma, sono soldi che piuttosto reinvestiamo anche negli altri ospedali. Una cosa forte e chiara.